Il clima non basta, Caronte infuoca la pianura, ma non per questo il turismo montano registra numeri importanti. È vero che per i dati ci vuole tempo, ma è altrettanto vero che basta guardarsi attorno per capire che non ci sarà quest'estate il tutto esaurito. Anche il traffico è intenso solo nei fine settimana, niente a che vedere con il passato. Qua una volta non trovavo una camera neanche da pagarla oro. Ma quelli erano proprio altri tempi. Oggi paghiamo, oltre al calato appeal della montagna d'estate, una crisi che non accenna a rientrare. La situazione interna italiana è pesantissima, che le famiglie medie non hanno più le risorse per andare in vacanza, le Dolomiti sono uniche. Quindi direi che se da un lato c'è sicuramente un potenziale interessante di sviluppo della montagna, dall'altro lato dobbiamo meritarcelo o essere capaci di prendercelo, cosa che ci sono troppi fattori di non competitività che fanno sì che non si riesca in breve tempo a sfruttare tutto il potenziale che ha la destinazione montagna Dolomiti UNESCO, la provincia di Belluno. Eppure le Dolomiti dovrebbero essere un richiamo fortissimo, ma non sufficiente a quanto pare. Ognuno deve arrangiarsi, si salvi chi può. Quindi non abbiamo un sistema turistico dove esiste una realtà che organizza, c'è una forte responsabilità anche sicuramente politica, di governance. Le imprese italiane non hanno più nemmeno un goccio di sangue e le imprese bellunesi da dare allo Stato. Fortunatamente c'è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno. Sono appena arrivata, ma mi sembra bene, vedo molta gente in luglio. Nel Cadore, non solo a Pieve, ci sono tante cose oltre che a Pieve.